È entrato ed uscito da una porta di servizio per evitare il contatto con i 400 operai ex Fiat di Termini Imerese in sit-in di protesta davanti a Palazzo d'Orléans. Pomeriggio a Palermo, ieri per Massimo Di Risio, l'amministratore delegato della DR Motors Company, l'azienda molisana che dovrebbe subentrare alla Fiat nell'insediamento industriale di Termini Imerese. Di Risio ha avuto un incontro col presidente della regione Raffaele Lombardo e l'assessore per le attività produttive Marco Venturi. Nel corso della riunione ha comunicato che risponderà prima dell'incontro previsto a Roma il prossimo 4 giugno a tutti i chiarimenti richiesti dal Ministero dello Sviluppo Economico. Per Di Risio quindi ci sono tutti i presupposti per risolvere positivamente le richieste formulate dal Ministero. Parlando con Lombardo e Venturi, l'amministratore delegato ha rassicurato il governo siciliano sulla tenuta finanziaria del suo gruppo e sulla concreta possibilità quindi di superare il momento di verifica tecnica finanziaria richiesto sia dalla Regione che dal Ministero dello Sviluppo Economico. Al termine dell'incontro con Di Risio, l'assessore Venturi ha incontrato sempre a Palazzo d'Orléans le delegazioni sindacali dell'indotto industriale di Termini. Alla riunione hanno preso parte anche i deputati regionali Salvino Caputo e Pino Apprendi, rispettivamente presidente e vicepresidente della Commissione parlamentare attività produttive. Apprendi ha definito un bluff l'incontro tra Lombardo e Di Risio, tornato a Palermo, sottolinea il deputato del PD, a ripetere cose che aveva già detto 2 mesi fa. Con questa farsa si completa il fallimento di Invitalia, che ha dimostrato l'incapacità nella conduzione dell'iter per l'individuazione dei soggetti che avrebbero dovuto subentrare a Fiat, conclude. E di controfallimentare parla pure Salvino Caputo del PDL, il quale si dice certo che anche la riunione di Roma fissata per il prossimo 4 giugno si concluderà con un altro nulla di fatto. Per Caputo è giunta l'ora di accantonare l'ipotesi di Air Motor e avviare un bando internazionale per cercare altri imprenditori in grado di formare una nuova compagine industriale per il sito dello stabilimento ex Fiat di Termini Imerese.